Quello delle migrazioni è un fenomeno che non è né estemporaneo né straordinario. Vede interessati su scala planetaria 300 milioni di persone ogni anno e in questi ultimi anni sono aumentate le persone che si debbono spostare a seguito di guerre, soprattutto quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico che costringe milioni di persone ad abbandonare le loro terre per i processi di desertificazione, ma anche per l'innalzamento dei mari. Questo è un punto importante da cui partire, perché significa poter gestire su scala continentale delle riflessioni che cercano di combinare la protezione e il soccorso di chi si trova a fare i conti con l'abbandono delle proprie terre, con invece un ragionamento più strutturato e con un programma più lucido, coerente e lungimirante del modo con cui possiamo coinvolgere, accettare queste persone alle prese con questi spostamenti anche per rivitalizzare le nostre economie, perché siamo in una fase in cui un'economia come quella europea fa i conti con una transizione demografica che, vedendo invecchiare la popolazione, ha bisogno anche di irrobustire la fascia demografica di mezzo, che è quella che poi è legata alle politiche attive. Dentro questo quadro si può e si deve coordinare meglio l'approccio umanitario per chi fugge da guerre, carestie e altre situazioni critiche, con programmi ordinati di canali regolari di ingresso che permettono di dare vigore, forza e incisività a mercati del lavoro. Per questo serve lavorare molto in una forma concordata tra parti sociali e istituzioni per incrementare i canali regolari di ingresso e combinare e legare alla formazione e lavoro questo processo di integrazione.